Se c'è chi piange c'è anche chi ride, e questa sera chi ride è Gennaro Silvestro, il protagonista della squadra, perché se nessuno può uscire, diciamo, come diceva Gaetano, restano tutti in casa e voi avete un audience spaventoso. Sì, assolutamente, la televisione comunque è il mezzo più diretto, è quello là che non ti offre, cioè non ti permette nessuna spesa se non il canone Rai, quindi se uno a volte vuole risparmiare di andare a teatro oppure di andare al cinema, andare a mangiare, resta a casa e si vede Rai 3, la nuova squadra dove sono protagonista. No, scherzo, chiaramente c'è la recessione che purtroppo la città di Napoli soprattutto, ma anche tutta l'Italia sta vivendo. Come diceva Gaetano, si ripercuote soprattutto nello spettacolo, certo. No? Perché i generi un po' più di lusso, diciamo. Sì, no, perché comunque è una cosa superflua per quanto riguarda la vita personale, no? Cioè, una famiglia giustamente non può mai rinunciare al mangiare, al cibo, certo. Non può rinunciare all'istruzione per i bambini. Sì. Quello che giustamente ne fa maggiormente le spese è il tempo libero, come diceva Gaetano. Quindi io credo, guarda, però sono molto fiducioso per quanto riguarda ogni crisi, sia in amore, sia nella vita, sia per quanto riguarda l'economia. Credo che comunque abbiano un percorso, no? Cioè un disegno ellittico, cioè come la vita di per sé, no? Si nasce, si cresce, si diventa forti. Corsi e ricorsi. Poi sì, ci si indebolisce e poi dovrebbe finire. Quindi incrocio le dita per quanto riguarda la crisi che sta avvinghiando un po' tutti, e credo che nel giro di 1 anno, 2 anni dovrebbe risolversi. Avvenire il risorgimento per tutti quanti noi. Rispondo a Gennaro subito. Vabbè, prendo la parola. Vai. Io sono di un parere, è giusto sì, avendo diciamo, un assetto al centrocampo dove ci sono giocatori, ecco, come Maggio, Mannini che salgono, Hamsik che è abbastanza offensivo, anzi diciamo che Hamsik rende il meglio quando gioca in maniera offensivista. È ovvio che il tridente è un'idea impensabile, anche se però di controparte sono dell'idea che Zalaceta, Dennis e Lavezzi possono coesistere. Perché? Diciamo, ecco, Lavezzi è uno che gioca fuori schema, quel che certo. Si vuol dire. Dennis è la classica prima punta d'area, mentre Zalaceta è quello là che più, ecco, fa salire la squadra, torna. Una domanda, chi esce? No, e infatti questo che dico, non possono coesistere i due schemi, certo. Però sicuramente se il Napoli avesse un centrocampo più di consistenza, meno offensivo, tre mediani ti servono, sì, forti, le 3 punte potrebbero coesistere, questo senza ombra di dubbio, perché sono 3 giocatori, uno diverso dall'altro, e che a volte devi fare fuori Hamsik per giocare così. Hamsik è l'unica cosa che mi sento di, cioè tiratina d'orecchio che mi sento di fare a Hamsik, non capisco se è fuori forma o perché alcune partite... La discontinuità. No, sai che cos'è? A volte ecco come ha fatto l'allenatore del Siena, Giampaolo, ha fatto un disegno tattico che era proprio anti-Napoli. Il Napoli non riusciva nella prima parte del gioco ad esprimere nulla. Un giocatore come Hamsik era, diciamo, incatenato. Allora questo a volte è il dubbio che mi viene. Cioè non riesco a capire se Hamsik è perché è fuori forma in questa fase del campionato o perché probabilmente viene attanagliato dalla tattica delle altre squadre. Certo è che abbiamo un giocatore, secondo me, a mio avviso, che è quello più in forma del Napoli oggigiorno, ed è Mannini. Mannini e Maggio anche, diciamo. Vabbè, Maggio lo è da un bel po' e Mannini mi sta veramente piacendo tantissimo. Sentiamo quindi... Gaetano. Sentiamo Gennaro. Gennaro, fra poco assegneremo la maglietta del Napoli, la estrarrai tu. Vabbè. No, dico, vabbè, il Lecce penso che sia una delle squadre forse più scarse del campionato, lo dico tranquillamente, non ho problemi a dire. Anzi, probabilmente è una squadra ostica, però non è tanto... Sì, una squadra ostica, ma credo che è più ostico il Napoli se va male, cioè se quando il Napoli va male è perché il Napoli ha giocato male, non è che mo il Lecce possa mettere paura al Napoli. E credo anche che la classifica sia abbastanza giusta per quanto riguarda questo campionato, questa prima parte del campionato. Non ho paura del Lecce, confido nella squadra, confido nella società, quindi sono ottimista, come anche per quanto riguarda la classifica napoletana. Per quanto riguarda la classifica, aspettiamo domenica Juventus-Milan. Eh sì, dobbiamo andare nelle feste di Natale al 3° posto, no? Dovrebbe essere, però accontentiamoci. Questo è l'augurio che ci facciamo. Quello che faccio, è brutto pure farlo. Diciamo che il Napoli va bene così, che possa vincere. È bello, Gino fa 2-0. No, vabbè, tra 2-0 e 4-0. No, c'è una cosa, io faccio un pronostico: il Napoli vince 8-2. 8-2, cioè, perfetto. Sentiamo.
Sei uno Io quando specialista. nel mio passato calcistico giocavo a calcio, cioè passato calcistico, quando eravamo piccolini, 15 Quando eri 16 anni. piccolino, vuoi dire? Ci ho giocato contro Lodi, lui giocava con i caduti Aisel di Frattamaggiore, la squadra di Frattamaggiore. Io giocavo a Fragola, Arzano, cioè quelle cose si è giovanissime ed era forte già allora, era un po' più cicciottello, non so se voi ve lo ricordate quando era... no, è un giocatore eccezionale, forte. Io piano piano vado verso Gennaro. No, è stato bello prima perché quando Ecco qua. ha detto continua, pensavo essere una Guardate, pianzalata, i bigliettini sono molti e questo affare che è troppo grande, sembrano No, ma pochi. infatti hai detto continuate, io vengo subito. Certo. Hai detto, mo ci offro un po' di insalata. Un po' di insalata, non c'è di... problema. Ok. Benissimo. Sorteggiamo. Questa maglietta è doppiamente fortunata perché è sorteggiata da Gennaro Silvestri. Non dire il numero di telefono perché c'è la privacy, dici solo chi ha vinto. Posso? Certo. Allora, 339 Non c'è nemmeno. Ha vinto Mariano da Napoli. Ah, non c'è neanche il numero. E come chiamiamo Mariano? Boh. E per qualsiasi cosa comunque per i telespettatori c'è la squadra, c'è Gennaro Ogni Silvestri. mercoledì, non vedo l'ora che riprenda la messa in onda, quindi rispondo anche, dovrebbe essere febbraio-marzo, abbiamo iniziato da una settimana alle riprese della nuova serie, non vedo l'ora di vedere il Napoli in Champions, non vedo l'ora di vedere Santa Croce come uno dei protagonisti della prossima nazionale e dei prossimi mondiali e non vedo l'ora di conoscere a Mariano se da venire a pigliare la maglietta e la fidanzata a Telea.